Un carrello colmo di prodotti di ogni genere. Una donna cubana di 34 anni, residente a Bassano del Grappa, ha deciso di fare la spesa al supermercato Prix di Castello di Godego per ben 580 euro. Ma una volta raggiunta la cassa si è rivolta alla commessa, 48enne connazionale ma residente da anni a Castelfranco Veneto, che scansionava un solo prodotto di scarso valore per disattivare il sensore antitaccheggio, consentendo così alla complice di oltrepassare l'uscita senza destare sospetti. Peccato che ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il responsabile dell'esercizio commerciale, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto gli uomini dell'Arma di Castelfranco, che hanno subito bloccato in fragranza di reato le due complici, che dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le indagini sono in corso per approfondire eventuali ulteriori episodi simili.